Sono Simone Lupo Bagnacani, sono un giornalista della TGR Sardegna e in questo momento sto lavorando nella squadra esterna. Abbiamo diviso infatti la redazione in due parti per evitare il rischio di contagio. Siamo tre giornalisti che lavorano fuori, ognuno con il proprio tecnico, e con me ci sono Marcello Marangoni e Andrea Martuscello che sta facendo il video. E noi lavoriamo solo in esterna, non entriamo mai in sede da oltre un mese e mezzo e non abbiamo contatti con chi lavora dentro. Questo perché se si dovesse infettare qualcuno di noi o di loro che lavorano dentro, l'altra parte di redazione, l'altra parte di tecnici sarebbe pronta a lavorare a trasmettere il TG anche in situazioni di emergenza. Quindi noi siamo sempre fuori e in questo momento siamo in trasferta nel centro della Sardegna. Oggi siamo a Samugheo e stiamo raccontando la storia di una casa di riposo dove non è entrato il virus e anche la storia di tanti artigiani che si sono convertiti dalla produzione di tappeti, che sono molto famosi i tappeti di Samugheo, per fare mascherine. È un periodo molto particolare per chi fa il nostro lavoro, perché è molto complicato lavorare in trasferta, in particolare perché sono chiusi i ristoranti e alberghi, quindi bisogna sempre inventarsi qualcosa. Si mangiano spesso panini, si cercano di affittare delle stanze o delle case con la cucina per cucinarsi e si chiede spesso ai sindaci, insomma, di essere messi in contatto con chi ha queste case per riuscire a passare una notte, perché gli alberghi sono chiusi. Dall'altro lato è anche un momento molto stimolante perché sono tantissime le storie da raccontare, ci sono tantissime cose da dire e anche da rispondere alle domande del pubblico che spesso è preoccupato, ha paura, e noi con il nostro lavoro cerchiamo di tranquillizzare quando si può e di avvertire se ci sono dei pericoli. Quindi è un periodo molto denso, molto stimolante, che però speriamo finisca presto perché vogliamo tutti tornare alla vita di tutti i giorni e ricominciare a raccontare la Sardegna e comunque le notizie di una vita nella situazione normale, quindi le bellezze della Sardegna, il turismo, un'economia che riparte e insomma la vita di tutti i giorni. Buon lavoro!